Il Super Volley Piombino, in divisa nera, nel primo set alla vostra sinistra, allenato da Pier Leonardo Zoppellaro, schiera il capitano Lisa Volpato alzatrice, Eleonora Schiorlin opposto, Tiana Damjanovic e Ilaria Zanini schiacciatrici, Chiara Brazzalotto e Deborah Marazzato centrali, Giulia Masetto libero. Le ospiti veneziane dell'Ama Volley San Stino, in divisa nera, nel primo set alla vostra destra, guidate da Franco Mengazziol e Alessandro Michelin, giocano col capitano Carolina Negretto alzatrice, Giuditta Fantuzzi opposto, Sara Pantarotto e Federica Gobbo schiacciatrici, Giulia Camillo e Monica Zardini centrali, Margherita D'Agostino libero. Il Piombino parte forte spingendo in battuta e attaccando bene dai lati. La ricezione deficitaria impedisce alle veneziane di impostare valide azioni offensive, a tutto vantaggio delle locali che allungano rapidamente sul 10-5 coi positivi attacchi di Schiorlin e Damjanovic. Il San Stino si scuote e si avvicina sull'11-10, mettendo in difficoltà la ricezione padovana, ma le ragazze di casa reagiscono prontamente con l'ace di Lisa Volpato, il manifuori della Zanini e le ottime conclusioni della Damjanovic, ricostruendo un ampio margine di sicurezza sul 17-11. Le ospiti forzano il servizio con la giovane Federica Gobbo, colpiscono con Pantarotto e Fantuzzi, riducendo il distacco sul 22-19, ma la battuta in rete della Camillo fa sfumare la rimonta e il Super Volley conquista la prima frazione per 25-19 grazie al primo tempo della Brazzalotto, seguito dal brutto errore della Gobbo. Nel Piombino, Consuelo Pelizzon subentra alla Damjanovic. Dopo una breve fase interlocutoria, le locali prendono il largo sul 9-5, sfruttando il braccio caldo di Eleonora Schiorlin, il potente servizio in salto della neoentrata Pelizzon e qualche errore gratuito del San Stino. Coach Mengazziol corre ai ripari sostituendo l'alzatrice titolare Negretto con Sara Bortolato e la banda Gobbo con Marta Ricatto, mentre nel Super Volley il giovanissimo secondo libero Camilla Chioatto rileva Giulia Masetto. Le ospiti colpiscono più volte dai lati con Pantarotto e Ricatto, riaprendo il set sul 12-11, ma l'ottima Schiorlin e la Brazzalotto rilanciano le padovane sul 17-11. Il San Stino lotta, imponendosi a muro e infila un perentorio controbreak di 5 punti, rientrando quindi sul 18 pari. Ma la Pelizzon buca la difesa ospite da posto 4. Poi piazza un servizio vincente, riportando a più 3 il Piombino sul 21-18. Le locali gestiscono bene la fase di cambio palla, andando a segno per 2 volte con Ilaria Zanini. Poi conducono a buon fine il secondo parziale sul 25-20 col muro vincente della Schiorlin e con la velenosa palletta della Volpato che inganna la difesa veneziana. Sconcertante avvio del terzo set per la ricezione del San Stino, che va completamente nel pallone sulla battuta in jump float di Deborah Marazzato. La centrale padovana numero 17 infila ace in serie come perle in una collana e se non arriva subito il punto in battuta ci pensa allora la Schiorlin a mettere giù la palla nel campo veneziano, facendo volare il Piombino sul 10-2. Molto bene in attacco la Zanini, una garanzia per il Super Volley, e la giovane banda Greta Miolo, subentrata alla Pelizzon. Le ragazze del San Stino non si danno per vinte, opponendo le conclusioni di Zardini e Pantarotto alle arrembanti azioni di Schiorlin e Zanini, le migliori della serata. Ma le ospiti devono ancora fare i conti con la ricezione approssimativa e con altri svarioni della difesa, favorendo così il Piombino che gestisce agevolmente il cospicuo vantaggio volando sul 20-12. Il ritmo scade facendo pensare a un tranquillo epilogo. Invece sul 22-15 per le padovane, coach Mengazziol perde la calma, facendosi scappare una parola di troppo contro l'arbitro, che lo espelle esibendo il cartellino rosso insieme al giallo. L'inatteso e spiacevole evento pungola le ospiti che rosicchiano parte del gap avvicinandosi sul 24-20, ma Ilaria Zanini firma con un diagonale vincente l'ultimo punto del match e il successo del Super Volley. Abbiamo ricevuto bene, sicuramente questa è una nota positiva, visto insomma i nostri gap su cui lavoriamo in allenamento. Un'altra cosa interessante è stato l'esordio di 2 ragazze dell'Under che sicuramente danno speranza per il futuro e comunque hanno ben figurato, soprattutto Camilla, appunto il libero, che ha avuto anche modo di giocare di più, e questo sarà sicuramente fonte di grande soddisfazione personale per lei e un po' insomma per tutta la società. Stagione
sta andando molto bene e non era cosa scontata, visto che comunque la squadra è nuova, io sono nuova, metà quasi della squadra è nuova, perciò non era appunto scontato questo. Ora ci aspettiamo di proseguire così, anzi di far meglio, poter giocare ancora meglio e di puntare alla C. Una partita in cui la differenza si vedeva tra le due squadre sicuramente, però stiamo lavorando bene e lavoreremo ancora tanto in queste settimane perché ci crediamo nel gruppo e soprattutto stiamo puntando sulle giovani del gruppo stesso. E niente, ci dispiace per questa partita, però dai, andiamo avanti e pensiamo alle prossime. Stiamo lavorando abbastanza per cercare di rinnovarci, di darci nuovi stimoli, proprio per cercare anche un po' di continuità per il proseguo del campionato. Le squadre che fanno parte di questo girone sono abbastanza tecnicamente ben dotate e per cercare di arrivare fino alla fine del campionato in questa posizione dobbiamo cercare di fare qualcosa di più noi per primi. Ci stiamo provando, stiamo cercando di trovare nuove soluzioni, speriamo di riuscire nell'impresa. La nostra società sta preparando il mini volley, domani abbiamo un raggruppamento di mini volley che stiamo parlando e progettando assieme con altri due comuni. E non vorrei essere proprio io quello che dice la prima parola, l'abbiamo battezzato o nominato Pool Volley Nord-Est e partiamo dal mini volley. Le nostre società in pratica siamo il Piombino, il Trebaselica e il Massanzago che stanno per unirci in pratica, ma partendo dal basso, partendo dal mini volley. Adesso vediamo che cosa succederà in seguito, speriamo fare bene assieme con le altre due società.